Ciao a tutti, dopo una breve pausa che io non ho fatto più video, ho deciso di ricominciare facendo una ciambella per fare gli chignon. Allora, se non sapete come si usano, andate a cercarlo su internet perché di sicuro lo troverete. E si comprano, però si possono fare anche a casa. Io oggi ho deciso di farvi vedere come si fa. Allora, tutto ciò che ci serve è un calzino abbastanza lungo per fare la ciambella più piccola. Invece, se volete fare come me la ciambella più grande, vi basta prenderne due. Cominciamo facendo la prima calza. Quindi, quello che dobbiamo fare è semplicemente portare fuori la parte dentro e andiamo avanti, vedete? Portiamo fuori la parte dentro finché non finiamo il calzino. Quindi fuori la parte dentro, tirando, ecco, cercando di fare un lavoro abbastanza preciso. Ok, fuori la parte dentro, ok, e andremo così a finire il tutto. Ok, questa è la ciambella. Per chi volesse fare la ciambella più piccola abbiamo già terminato, per chi magari ha i capelli più corti. Io invece voglio realizzare proprio la ciambella più grande, quindi ci serve un'altra calza e tutte e due, scusate che non l'ho detto prima, però devono essere tagliate, la parte superiore deve essere tagliata. Vedete, questa è la parte dove c'è il tallone e la parte superiore io l'ho tagliata con le forbici. Quindi continuiamo il nostro tutorial. Per chi vuole fare la ciambella più grande basta infilare la seconda calza, la andiamo a infilare dentro il buco, tirando fuori solamente una piccola parte che andiamo ad arrotolare fuori. Vedete? Da qui io la arrotolo fuori, però dobbiamo sempre ritrovare il nostro buco. Eccolo, quindi tiriamo un po' ed eccoci qua. E andiamo a fare semplicemente la stessa cosa che stavamo facendo prima, quindi lo porto verso fuori il calzino e vado avanti, verso fuori, e però ogni tanto tiro la parte sotto in modo che non ci vengano le pieghe. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti un'altra volta. Ok. E dovete fare sempre la stessa cosa, in pratica è molto semplice realizzarlo. E in pratica quando avete dei calzini che non so, magari si sono strappati, oppure sulla punta, oppure sul tallone, questi sono perfetti perché tanto poi coperti dai capelli non si vedono. Ok, abbiamo quasi terminato. Ecco, arrivati alla fine, come prima, tiriamo bene e mettiamo la rete, la parte finale del calzetto fuori. Teniamo, tirando bene da tutti i lati. Ed eccoci qua, come potete vedere, la nostra ciambella, dove qui c'è il buco. Vi spiego brevemente, proprio per chi non l'avesse mai vista, come funziona. Se noi abbiamo, secondo la coda, si mette qua dentro la coda, dopodiché si ricopre con i capelli, ci si mette un piccolo elastico intorno. Io di solito uso questi qui per fare i braccialetti con gli elastici, e dopodiché con le forcine si bloccano i capelli in eccesso. Ciao a tutti, spero che il mio video vi sia stato utile e spero di farne altri. Ciao!